Una turista di 27 anni è morta per una meningite acuta nell'ospedale di Dolo. L'ULSS 3 ha avviato la profilassi antibiotica mentre si cercano altri possibili contatti con la ragazza. La 78enne trevigiana Gloria è la prima veneta a essere morta con il suicidio assistito e con medicinali e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta ieri mattina alle 10 nella sua casa. Sotto shock musile per la morte di Nicolas Maritani, investito da un'auto dopo essere sceso dall'auto degli amici. È la terza giovane vittima che il comune veneziano piange in poche settimane. Angelica Utter è tornata in carcere da qualche giorno. La 32enne accusata di omicidio stradale plurimo ha lasciato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. La richiesta del vice capogruppo Demi in Consiglio regionale Montanariello è chiara. Al di là dello stato di calamità naturale che dovrà essere riconosciuto da Roma, la Regione faccia la propria parte mettendo a disposizione le risorse del fondo di emergenza. L'antico borgo di Malamocco, entrato nel Guinness dei primati mondiali di Londra, si tratta del primo record mondiale certificato raggiunto nel territorio del comune di Venezia. Lo storico Palio di Feltre sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15:30, un tuffo nel passato del 400 feltrino, quando la città passò sotto il dominio di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna alle 21:15 su Antenna 3. Emergenza meteo. Colpa dei cambiamenti climatici? Questa la domanda di questa sera. 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, se è no 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita e questo il sondaggio in ore che sono di allerta arancione proprio per il clima su tutta la regione del Veneto. Ma veniamo alla cronaca. La cronaca che ci racconta di una turista di 27 anni morta per una meningite acuta all'ospedale di Dolo. È scattata la profilassi. Una meningite fulminante si è portata via una 27enne di origine polacca arrivata a Mestre con alcuni amici per visitare Venezia. Ricoverata nell'ospedale di Dolo, si è spenta ieri. Immediate le procedure di profilassi messe in campo dall'ULSS 3 e, in contatto con la prefettura, avviata anche l'indagine epidemiologica per risalire eventuali contatti stretti avuti dalla ragazza negli ultimi giorni. Da prima, cioè, che i sintomi si aggravassero al punto da richiedere il ricovero. Il medico che è incaricato dell'indagine epidemiologica a questo punto ricerca i contatti e qui diciamo la diversità del caso è che, non trattandosi di una persona locale o di qualcuno stanziale nel veneziano o comunque all'interno dell'ULSS 3, ma di una persona arrivata dalla Polonia, tutta la ricerca diventa molto più complessa. Tra l'altro era da sola, quindi non c'era neanche qualcuno che poteva raccontarci, è stata male, quindi non era in grado di rispondere, poi è mancata purtroppo, quindi la ricostruzione è un'indagine a tutti gli effetti. Riuscendo a risalire all'hotel di Mestre dove alloggiava e alcune persone che hanno avuto a che fare con lei, sia in albergo che all'ospedale, per ricevere la profilassi antibiotica. In questi giorni poi seguirà la chiamata attiva per la vaccinazione di questi contatti, perché l'obiettivo appunto è, soprattutto nelle prime 24-48 ore, verificare che non ci siano casi secondari o coprimari e bonificare tutte queste persone che sono a contatto, perché potrebbero essere loro quelle che l'hanno trasmessa. Ecco, nello specifico il lavoro che stiamo ancora conducendo in queste ore è quello di verifica dei momenti precedenti all'arrivo all'albergo. Una vicenda che sta facendo discutere e riflettere tutta Italia. La 78enne trevigiana Gloria, nome di fantasia, è la prima veneta a essere morta con il suicidio assistito e con medicinali e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta ieri mattina alle 10:25 nella propria abitazione.
La vita è bella, ma solo se siamo liberi, e io lo sono stata fino alla fine. Grazie. Si è congedata così Gloria, la 78enne trevigiana malata oncologica, prima cittadina veneta a morire praticando il suicidio assistito. Di caso storico parla il medico che era con lei, Mario Riccio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Gloria è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima persona ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Dall'ULSS 2 Marca Trevigiana solo poche righe. Riteniamo doveroso il massimo rispetto della privacy della persona e della famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, per cui non forniremo informazioni. Ma di fatto il Veneto ha deciso di ottemperare alla sentenza e di questo l'associazione Coscioni è riconoscente. Non c'è stato bisogno per la prima volta in Italia di ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta alla richiesta della signora Gloria. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni, conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. E sempre il Veneto ha accolto la richiesta di intraprendere la medesima procedura per il vicentino Stefano Geller, che ha però deciso di attendere e che sui social ha scritto: "Buon viaggio Gloria, hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così". Non è un problema di morte, è un problema di qualità della vita, perché per noi questo è l'elemento fondamentale. Noi non siamo quelli della morte, noi siamo quelli della qualità della vita, e la qualità della vita è anche la qualità del fine vita. Sbarra torna a invitare il Consiglio regionale a legiferare per dare una tempistica certa per rispondere alle richieste dei malati, come Gloria, i cui familiari hanno compreso e le sono rimasti accanto. Suo marito gli ha tenuto la mano fino all'ultimo momento, i familiari erano in casa e lei ha dato anche serenità a tutti, ribadendo la sua scelta fino all'ultimo. Domani vertice in comune a Musile di Piave con il prefetto di Venezia sulle stragi stradali, a cui parteciperà anche la sindaca Susanna, le forze dell'ordine e l'ULSS 4. La riunione convocata dopo l'ennesimo incidente che ha visto vittima un giovanissimo di Musile. Una fatalità, cioè adesso so che stanno ancora facendo le indagini, stanno cercando di capire la dinamica, però sono appena stata dai genitori e il papà mi raccontava quello che gli hanno detto i carabinieri. Insomma, sono veramente delle tragedie che non si comprendono. Una fatalità, così la prima cittadina di Musile di Piave, parlando della tragedia costata la vita sabato notte a Nicolas Maritain, 26 anni. Il ragazzo insieme ad altri 2 amici aveva trascorso la serata a Jesolo in un locale, poi era stato riaccompagnato all'appartamento che aveva affittato per la stagione estiva. Stando ad una prima ricostruzione, Nicolas, sceso dall'auto, stava aiutando l'amico al volante a fare manovra per uscire dal parcheggio quando è stato investito da un secondo mezzo. La vettura degli amici è finita in un fossato, il corpo del 26enne sbalzato a diversi metri di distanza. Per lui non c'è stato nulla da fare, feriti 2 amici e il conducente dell'altra macchina. La notizia della scomparsa di Nicolas ben presto è arrivata a Musile, dove il giovane viveva con mamma Roberta e papà Walter, chiusi nel loro devastante dolore per la morte dell'unico figlio. Credo che non ci sia niente di peggio, insomma. Credo che non ci sia niente di meglio che ricevere i carabinieri di notte che ti vengono a dire una roba del genere. Nicolas per il periodo estivo lavorava in un'agenzia immobiliare di Jesolo, da cui la decisione di affittare un appartamento per evitare continui spostamenti. Inizialmente sabato doveva rientrare a casa a Musile, poi il cambio di programma e l'ultimo messaggio alla mamma. Aveva mandato un messaggino alla mamma per dire che non sarebbe rientrato e si sarebbe fermato nell'appartamento di Jesolo. Nicolas è la terza giovane vittima di incidenti stradali che Musile piange in appena 2 settimane. Lo scorso 9 luglio a perdere la vita sempre a Jesolo in uno scontro frontale con un'auto erano stati Mattia Pavanetto, 24 anni, e Tommaso Cattai, 22. Nicolas, Mattia e Tommaso, amici da una vita, legati da un tragico destino. Poi erano anche tutti amici, quindi erano ragazzi che si conoscevano qui del paese, che insomma erano cresciuti insieme più o meno tutti della stessa età. E sono ben 7 le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte nella zona di Concordia Sagittaria.
Scontro frontale tra due auto nella notte a Cavanella di Concordia Sagittaria lungo la provinciale per Caorle. 7 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. I vigili del fuoco accorsi da Porto Gruaro hanno soccorso i passeggeri e messo in sicurezza i 2 veicoli, uno dei quali era finito sopra il guardrail rischiando di rovesciarsi nel fiume. I sanitari del SUEM 118, giunti sul posto con più ambulanze, hanno preso in cura i feriti trasportandoli all'ospedale, mentre le forze dell'ordine deviavano il traffico ed eseguivano i rilievi. Le operazioni sono terminate poco dopo le 2 con la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto da parte del soccorso stradale. E torniamo sulla strage di Santo Stefano di Cadore. Angelica Hutter è tornata in carcere. Non è decaduta, ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Hutter. Dopo un ricovero di poco più di 10 giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, la giovane automobilista tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32enne era alla guida dell'Audi A3 intestata al padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf, che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelica Hutter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelica discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero, quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In Comelico le telecamere riprendono la sua auto in 2 distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma a una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione ad U, in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelica Hutter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie, le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate. Vi devo dare un aggiornamento di cronaca, lo riporta anche il Gazzettino.it proprio in questi minuti. Una bambina di 7 anni si trova in ospedale dopo essere stata morsa da una vipera. Questo è successo appunto a Bibione. La bambina è stata trasferita al San Tommaso dei Battuti e all'ospedale di Porto Gruaro. L'incontro con la vipera, il morso, questo pomeriggio poco dopo le 17 la bambina stava giocando lungo una pista ciclopedonale sterrata. La bambina sarebbe di nazionalità slovacca, si trova quindi ora ricoverata all'ospedale di Porto Gruaro. E noi ritorniamo a occuparci dei danni del maltempo. C'è una richiesta molto precisa da parte del vice capogruppo DEM del Partito Democratico Jonathan Montanariello alla Regione del Veneto. Il vice capogruppo DEM in Consiglio regionale Veneto Jonathan Montanariello, dopo i gravi danni subiti in Veneto, a Venezia e in molte località della nostra provincia, pungola il governatore Zaia e chiede che la regione faccia il primo passo e metta subito a disposizione 1.800.000 euro del proprio fondo di riserva per ristorare i cittadini che hanno subito danni. Il presidente Zaia, come sempre, proclama lo stato di calamità. Che cosa vuol dire? Lo stato di calamità vuol dire che tu lo proclami e dopo, se Roma te lo riconosce, stanzia delle risorse che arrivano nel nostro bilancio, magari a gestione commissariale o ordinaria, per elargire fondi a chi ha subito queste calamità.
Però il Presidente Zaia dimentica una cosa importantissima, che noi abbiamo un fondo di riserva dove vi leggo cosa è previsto all'interno per questa spesa. Spese correnti non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese per calamità e interventi di emergenza. Per questo, secondo il consigliere, potrebbero essere disponibili subito dei soldi. Nel frattempo che tu chiedi lo stato di calamità a Roma, sperando che sia riconosciuto, utilizza subito questo 1,8 milioni per far fronte a quegli interventi di prima necessità di famiglie e imprese, che non sono pochi. 2, settimana prossima discuteremo l'assestamento di bilancio, dove c'è una manovra di 31 milioni di euro in atto, e invitiamo il Presidente Luca Zaia e la Giunta regionale appunto a rimpinguare questo fondo per le emergenze. Anche il Veneto faccia la sua parte, dice l'esponente dell'opposizione a gran voce. Presidente, capiamo che è un'emergenza, non vogliamo strumentalizzare, ma non si possono fare sempre i conti chiedendo agli altri e noi tenendo i soldi accantonati non si sa per quale motivo. La Regione Veneto questa volta faccia la propria parte, ci sono zone in forte sofferenza. E a proposito di maltempo, una delle zone più battute nei giorni scorsi è stata a Pellestrina, dove non è ancora terminata la conta dei danni. C'è un precedente che si agita come uno spettro nella memoria dei pelestrinoti. Dopo il fortunario del luglio 2010, 13 anni fa, Pellestrina rimase esclusa dai rimborsi del fortunare per un inghippo burocratico. Una situazione del genere non si dovrà evidentemente più ripetere. Per questa ragione il delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpa Marta si è attivato come primo firmatario di una mozione che, discussa in Consiglio Comunale, dovrà chiedere a sindaco e giunta che anche Pellestrina venga riconosciuto lo stato di emergenza e calamità naturale che dipende dalla regione. L'isola di Pellestrina è stata colpita da un forte temporale con una grandinata mai vista prima, che ha causato gravi danni alle abitazioni, con tetti scoperchiati, vetri rotti, verande, danni ingenti anche alle automobili parcheggiate fuori. Si parla di centinaia di auto con vetri rotti e danni anche alla carrozzeria. In quei momenti si è vissuta tanta paura, ricordando anche purtroppo l'alluvione del 2019. Sono più di 1000 le famiglie che hanno subito danni e aspettano i ristori. Il delegato del sindaco ringrazia però tutti coloro che si sono mobilitati in questi giorni e c'è apprensione anche per lo stato di allerta maltempo previsto pure per le prossime ore. E voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza comunali che hanno firmato la mozione presentata in Consiglio Comunale con la richiesta di stato di emergenza e di calamità naturale presentata dalla Regione Veneto. Ringrazio anche la municipalità di Lido Pellestrina che si sta attivando. Adesso aspettiamo da parte del governo una risposta e il risarcimento dei danni alle famiglie. Tra l'altro vi ricordo che è in corso un'allerta meteo di colore arancione su quasi tutto il territorio regionale, questo fino alla serata di domani. Per noi adesso la pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta, ritorniamo in Laguna, per la precisione a Malamocco, dove c'è un primato. E che primato? 22.050 cozze gratinate al forno, così Malamocco ha coronato un'attesa di 4 anni per entrare ufficialmente nel Guinness World Record di Londra e stabilire il primo record del mondo certificato nel territorio del comune di Venezia. L'impresa porta la firma del gruppo Bevanda Malamocco lungo una tavolata di 200 metri che ha attraversato Rio Terrà, cuore del borgo, e ha coinvolto più di 400 volontari cuochi, tutto il territorio del Lido e Pellestrina. Abbiamo battuto questo record, questo Guinness World Record con le cozze, ne abbiamo fatte 22.050, ne avevamo pensate 20.000, ne hanno pensate, per ringraziare il gruppo Bevanda che ha organizzato questa manifestazione, questo evento con tutte le associazioni del Lido. Promozione del territorio, promozione dei nostri prodotti locali, un grandissimo lavoro di squadra e tutta la città è felice e orgogliosa di questo momento. Iniziato il conteggio, incredibile. Sono là che da una parte il giudice del Guinness World Record Lorenzo Vetri e dall'altra il notaio. 50 cozze per ogni teglia.
400 teglie, 20.000 cozze gratinate al forno, dove a Malamocco ed è record. Per assistere alla scalata verso il record sono arrivati in 5.000 persone di pubblico, una grande festa. È il primo a Venezia come Guinness, ma soprattutto perché coinvolge tutta Venezia e le due isole. Infatti la cosa più bella è stata vedere le persone di Palestrina, di Lido di Venezia, che sono venute qui con le teglie a prendere le cozze e poi riportarle cotte. Questa è una cosa che mi è stata nel cuore. Sono in tantissimi le persone che hanno partecipato, i volontari sono quasi 400, ad ogni volontario che ha portato con sé la teglia a casa a cucinare è stata data proprio la medaglia. La parola finale ovviamente ai giudici. È stata una grandissima avventura, finita benissimo ed ora sono al libero consumo di tutta la popolazione di Malamocco. E da veneziano posso solo dire che i miei concittadini hanno reso meravigliosa Venezia anche da questo punto di vista. E c'è un altro appuntamento da non perdere, perché lo storico Palio di Feltre sarà trasmesso in diretta su Antenna 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15:30. Un tuffo nel passato del 400 feltrino, quando la città del Castaldi passò sotto il dominio di Venezia. Domenica 6 agosto in diretta su Antenna 3 tutte le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo, ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara del tiro con l'arco e alla fune. Una storia lunga secoli che culminerà con l'attesa e decisiva corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio, storia e tradizione dei feltrini, domenica 6 agosto dalle 15:30 in diretta su Antenna 3. E da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Il contrasto fra l'area anticiclonica molto calda e aria più fresca sull'Europa centrale determina una situazione di instabilità anche molto marcata e sarà così anche per la giornata di martedì 25 luglio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità diffusa alternata a temporanee schiarite, ma avremo temporali che bagneranno la nostra regione con fenomeni che potranno essere intermittenti, anche intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, dunque attenzione. Temperature in calo, minime tra 16 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo a tratti nuvoloso, a tratti soleggiato. A più riprese durante il corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo rimarrà alquanto instabile con sole e rovesci, anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.